Allora, con questo splendido sorriso di Elena Bortolotti parte un'intervista che ha visto un dominio assoluto della tua squadra, Elena, perché con l'Ata avete portato a casa un bel 3-0 con 3 punti d'oro. Sì, siamo state brave, più che altro perché abbiamo impostato il nostro gioco fin dall'inizio e visto un po' tutto l'insieme generale, insomma, cercare di vincere 3-0 facendo, insomma, anche lasciandole magari a dei punteggi un po' più bassi anche per i quozienti punti o cosa, fa comodo, visto che soprattutto siamo tutte lì, nel secondo, terzo, quarto posto siamo tutte lì, allora questa vittoria ci voleva e siamo molto contente. È andata come volevamo, anzi anche meglio. Nelle ultime 2 partite hai sofferto tanto, però oggi hai avuto una prestazione da palleggio veramente grandiosa. Infatti quel bel mazzo di fiori da parte di Cagliari, che se magari lo puoi alzare un po' che lo facciamo vedere ai tuoi fan, magari è il premio MVP che ti abbiamo voluto regalare per questa splendida partita. A chi lo vorresti dedicare questo premio? Alle mie compagne che lavoriamo sempre tantissimo in palestra, perché le persone vedono solo quello che c'è lì ma non quello che c'è dietro, quindi è tanto. Poi anche a me stessa, insomma, perché oggi sono riuscita un po' anche a non pensare troppo, a divertirmi e andare, e sono molto contenta. Dato che tu hai parlato di classifica molto corta, la prossima giornata andrete a affrontare invece una squadra che invece è ormai lontana alle luci di distanza, che è la Nardi. Voi punterete, immagino, a giocare la miglior partita possibile per dimostrare che comunque siete una squadra che a lottare per il secondo posto ci vuole ancora essere. No, esatto, noi andremo lì da loro cercando di giocare al 100%, è una partita difficile, però sono le partite più belle da giocare secondo me, perché comunque quando ti scontri con un avversario molto forte è normale che anche tu alzi un pochettino l'asticella, quindi non vediamo l'ora di affrontare questa partita, ce la metteremo tutta, daremo il 100% e poi il migliore vincerà. Noi comunque ci metteremo il nostro e cercheremo di portare a casa il risultato. Perfetto, grazie Elena, in bocca al lupo. Ciao!